Il governo del primo giorno. I 21 ministri del Conte bis giurano solennemente: inizia una nuova era. Adesso scatta il toto sottosegretari e tra i papabili entra anche l'ex sindaco di Vicenza. Achille Variati è pronto a mettersi in gioco, ma a condizione che si costruisca un progetto politico nuovo. Deve essere qualcosa di nuovo, di coraggioso, di dialogante, che possa rompere schemi, che possa stupire. Questo è un governo che può avere futuro, altrimenti. Achille Variati è pronto a scendere in campo con il Partito Democratico, mettendo a disposizione le sue competenze nell'ambito degli enti locali. Sindaco, presidente dell'Unione Province Italiane, è l'uomo giusto per ereditare la partita dell'autonomia, che infatti mette tra le priorità del nuovo governo. E soprattutto lavoro, sviluppo e lavoro. Un'attenzione particolare all'ambiente e nello sviluppo l'autonomia è fondamentale. L'autonomia è fondamentale, sì, ma quale autonomia? Questo governo risponderà davvero alle istanze lanciate dal Veneto? Dubitanti per un esecutivo nato lontano dalle urne. Dall'ex sindaco di Vicenza a quello attuale, Francesco Rucco resta affacciato alla finestra politica e dà un consiglio da amico ad Achille Variati. Se Achille Variati dovesse diventare sottosegretario, credo che sia un vantaggio per il territorio vicentino e mi auspico che dia una mano anche alla città della provincia di Vicenza e che sicuramente non ho dubbi che lo farebbe. Dall'altra un consiglio d'amico è quello che, se posso permettermi, entrare in un governo che nasce in questa maniera. Una persona come Achille, per la sua capacità e coerenza politica, ci penserei. E infatti Achille Variati ci pensa e come, anche perché sa che quello tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è un matrimonio di interesse. Tutti e due hanno da guadagnare, perché se non va, tutti e due spariscono.